Ministro Galletti, l'ultima ferita aperta è quella di San Vito di Cadore, dove per noi c'è Antonio Bartolomucci in compagnia del governatore della regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno a te, grazie. Parliamo subito di questo 1,3 miliardi praticamente che ieri Galletti ha annunciato. Di questo arriverà una parte anche qui? Buongiorno, sì, arriverà di questo 1,3 miliardi, c'è una prima tranche disponibile di 600, dei quali 150 in Veneto. È la prova provata che noi ci siamo mossi bene, perché il principio è finanziare chi ha opere pronte da cantierare. Noi di 600 ne abbiamo 150, quindi un quarto va a noi. Zaia prima era impegnatissimo perché c'è un documento da preparare, lo abbiamo strappato proprio, è un documento importantissimo che va al Consiglio dei Ministri. Sì, voglio dichiarare lo stato d'emergenza subito, come del resto faccio, ma questa volta faremo una procedura un po' più complicata, un po' più intensa. Tutti questi fronti di frana li mettiamo assieme in maniera tale che tutto questo territorio sia coperto dallo stesso stato d'emergenza e abbia riconoscimento a livello nazionale. Parliamo di questa frana che è in movimento da molto tempo, da mesi e mesi, solo che ha incontrato questa bomba d'acqua, ormai ci siamo abituati, che dura quasi sempre 50 minuti, 45 minuti, parte alle 9, finisce alle 9:45 e provoca disastri. Ebbene, una mano gliel'hanno dato anche certe situazioni, certi dissesti, certa cementificazione. Credo che una tiratina d'orecchie vada data un po' a tutti, a parte l'allertamento che comunque c'è stato, forse non nella misura in cui doveva essere fatto, anche perché forse nessuno quando ha visto il segnaletto rosso ha capito che poteva trattarsi di quel tipo di bomba d'acqua. Sì, poi le dirò che dovremmo essere collegati con il Padre Eterno per avere la certezza matematica. Voglio ricordare che quella perturbazione è partita da Corvara, è transitata su tutto l'arco delle Dolomiti e è arrivata a Sappada. Ha deciso di scaricare su San Vito, questo è quello che è accaduto. L'abbiamo visto con Refrontolo, a Refrontolo 4 morti l'anno scorso, a 1 chilometro di distanza pranzavano all'aperto e non hanno visto neanche la pioggia. Ecco, queste sono le situazioni. Che cosa hai toccato con mano, scusa tu, che cosa ha toccato con mano il governatore Zaia adesso che è stato su? Che cosa hai visto di nuovo o comunque di preoccupante o di consolante? Guardi, qui non c'è un problema di cementificazione, non c'è un problema di cattiva gestione, qui c'è un fronte di frana che in montagna accade, noi abbiamo 9.000 frane censite in questo momento, c'è un fronte di frana importante che avrà almeno 50.000 metri cubi, c'è una montagna nella montagna che si sta spostando a valle, tutto qui, quindi dobbiamo fare delle opere di contenimento, ma dobbiamo anche come cittadini ragionare e capire che la natura poi oltre un certo limite non si può fermare. Diciamo che al di là delle polemiche qui serve soprattutto l'immediatezza, la prontezza, i soldi e la buona volontà di tutti. Ho visto una cosa che non avevo mai notato, una cooperazione da parte delle forze di polizia, tutte, finanza, carabinieri, polizia, certo, che difficilmente si nota. Tutti miravano allo stesso obiettivo. Ma qui da noi si fa squadra, fanno squadra anche le forze di polizia, ringraziamo i volontari e tra i tanti volontari mi lasci ricordare i ragazzi delle scuole superiori pieni di fango che sono venuti a spalare detriti dalle abitazioni. Si chiamano Angeli del Fango, dopo l'apparizione in Liguria e in tante altre parti, anche qui, e ricordiamo che oltre a questa frana pochi giorni fa ce n'è stata un'altra molto importante che non va dimenticata, dove c'è stata una vittima e quindi lo stato d'allerta rimane nel Veneto. Rimane sempre, anche perché abbiamo avuto l'anno scorso 32 eventi catastrofali. Non dimentichiamo il tornado che ha un esito negativissimo, un morto, 92 feriti l'8 luglio, 500 abitazioni devastate per una fascia lunga 10 km e larga 500 metri. Noi abbiamo avuto veramente la devastazione di un terremoto e ancora a tutt'oggi non ci sono risposte. Grazie. Grazie a voi. A voi. E allora grazie ad Antonio Bartolomucci, al governatore del Veneto Luca Zaia, per noi una